Che soltanto il 9% della manovra finanziaria sia destinato alla seconda manifattura d'Europa, ha detto ai giornalisti Leopoldo Destro, presidente di Confindustria Veneto Est, ci sembra veramente troppo poco, non possiamo fermare la crescita. Un'occasione che non poteva farsi sfuggire, visto che a chiudere la prima assemblea di Confindustria Veneto Est è arrivato il ministro Adolfo Urso, che nei giorni scorsi aveva parlato di un plafond di molti miliardi innescati dal PNRR. Quasi 10 miliardi di questa manovra con le risorse europee che si aggiungono ai circa 5 miliardi della manovra nazionale. Risorse importanti e significative, io mi auguro decisive nei prossimi 2 anni per far fare quello slancio importante alle imprese italiane nella via della rivoluzione digitale e green. Gli industriali hanno insistito molto su creare le precondizioni per essere attrattivi soprattutto per i più giovani, quindi il problema della casa, il problema poi del cervelli in fuga, quindi essere attrattivi significa poi avere il futuro, no? Avere questi giovani più preparati. Certo che sì, attrattivi significa formare le competenze dei nostri giovani e incentivarli al lavoro. Per questo, sin dal primo giorno di governo, noi abbiamo operato col taglio del cuneo fiscale, che in questa manovra è particolarmente importante per premiare chi lavora, chi ha redditi medio-bassi. Per questo abbiamo creato dei meccanismi di deducibilità e di decontribuzione per chi assume nuovi occupati, giovani e donne. E le misure hanno avuto efficacia perché in quest'anno l'occupazione in Italia è aumentata di oltre 500.000 di posti di lavoro, in gran parte stabili, raggiungendo il record di occupazione del nostro Paese, ma dobbiamo fare di più e per far meglio dobbiamo formare meglio i nostri ragazzi perché mancano le professionalità, le competenze che servono al sistema industriale. Dal prossimo anno sarà attivo il liceo del Made in Italy che è istituito col disegno di legge in corso di approvazione in Parlamento. Un liceo del Made in Italy già nell'anno scolastico 2024-2025 in ogni principale distretto industriale italiano per formare le competenze che servono alle filiere strategiche del nostro Made in Italy. E insieme la riforma degli ITS che col ministro Valditara stiamo definendo perché bisogna che i nostri ragazzi siano formati alle professioni e ai mestieri che servono e devono anche abituarsi al fatto che, come accade in Germania, in Svizzera, in Francia, andare in un istituto professionale, a un istituto tecnico è un onore, non una mortificazione.